Una vicenda tragica, ma anche particolarmente triste, è quella di Sandra Pegoraro, 52 anni, l'operatrice sociosanitaria, morta il 1° gennaio all'ospedale di Padova. A maggio del 2022 era sopravvissuta a un tentato femminicidio. Ora, invece, davanti al nuovo ostacolo che le ha presentato il destino, non ce l'ha fatta. Il 22 dicembre è stata investita da un'auto in via Ponte Vigo d'Arzere, periferia nord di Padova, un incidente grave, tanto che era ricoverata in terapia intensiva. 10 giorni dopo, proprio il 1° gennaio, le sue condizioni si sono aggravate e lei non ce l'ha fatta. Sandra, nel maggio del 2022, era stata aggredita dal suo ex compagno in un appartamento dell'Arcella e ferita gravemente a coltellate. Un lungo periodo in ospedale, quindi la guarigione fisica, mentre l'uomo era stato condannato un anno dopo per tentato omicidio e lei aveva ripreso a fatica la vita normale, colpita nell'animo e mai più guarita da quel trauma. Era diventata un simbolo per le donne come lei, scampate ai femminicidi, confessando spesso di come la sua vita era cambiata, di come le sue paure e le sue insicurezze la facessero sentire sola, fino al 22 dicembre, quando è stata travolta da un'auto mentre passeggiava in via Ponte Vigo d'Arzere. Tra l'altro, in quella stessa zona, il 3 marzo del 2022 c'era stato un altro incidente grave. Un'anziana, a passeggio con un'amica, era stata investita da un'automobile ed era morta 2 mesi dopo. Ed ora questo nuovo incidente, per il quale il destino non ha lasciato scampo a Sandra.